Grazie per essere qua e soprattutto grazie ai ragazzi di ANS per avermi dato questa patata bollente, insomma questo argomento spinosissimo. Quante volte ci siamo sentiti dire questa frase o comunque una frase più o meno simile? Non abbiamo saputo usare l'autonomia, figuriamoci l'indipendenza. Ci siamo sentiti per l'ennesima volta degli incapaci che non sanno fare niente, quindi figuriamoci se possono autogovernarsi. Ovviamente questa frase magari molte volte senza andare neanche a rifletterci troppo l'abbiamo anche presa per buona. Ma proviamo a capire perché l'autonomia non ha funzionato e perché non poteva effettivamente funzionare. Per fare questo è utile fare un passo indietro, quindi non funziona il telecomando, forse va acceso, no è acceso. Io e la tecnologia, eccoci qua, ce l'ho fatta. Facciamo un passo indietro, andiamo alla nascita della regione autonoma e dello statuto speciale che è l'elemento fondante. Siamo nel 1948, quindi in piena fase costituente della Repubblica Italiana. L'Italia in questo momento ha necessità di risolvere una serie di problemi contingenti, tra i quali quello di riunificare i territori. Per fare questa riunificazione territoriale l'Assemblea Costituente diciamo che trova una soluzione, o meglio un compromesso. Questo compromesso è la concessione di autonomie speciali tramite alcuni statuti. Perché ad alcuni territori vengono concesse delle autonomie speciali? Le motivazioni sono varie, non le ritroviamo specificatamente e chiaramente né nella Carta Costituzionale italiana né negli statuti stessi. Sono motivazioni di varia entità, quindi alcune di carattere linguistico, altre di carattere economico, di carattere territoriale e una molto importante deriva dalle spinte separatiste o secessionistiche che caratterizzavano alcuni territori in quegli anni. È in questo scenario che si inserisce anche la Sardegna. La Sardegna all'epoca aveva una forte voglia di indipendenza, c'erano dei movimenti importanti che chiedevano questa forma di autogoverno. La classe politica sarda dell'epoca decide di non portare avanti queste istanze che arrivavano dalla popolazione, ma bensì di scendere a compromessi. Il compromesso è l'autonomia, quindi la concessione, perché di questo si tratta, di un'autonomia che dovrebbe essere differenziata. Da qui nasce già un primo problema. Lo statuto speciale nasce con legge costituzionale. Se da una parte la legge costituzionale sembra quasi una garanzia, dall'altra diventa invece il primo problema. Lo statuto speciale sardo può essere cambiato e modificato solo con legge statale dello Stato italiano ovviamente. Quindi già primo limite. Lo statuto speciale deve comunque uniformarsi ai principi della Costituzione italiana e deve rispettare i principi dell'ordinamento giuridico italiano. Già grandissime limitazioni a quelle che potrebbero essere della possibilità. Cosa si sviluppa da questo? Si sviluppa un'autonomia molto lieve, un'autonomia che non è in grado di rapportarsi e di confrontarsi con lo Stato italiano, un'autonomia che addirittura da alcuni viene definita come di tipo difensivo, cioè che mira a recuperare dei piccoli spazi protetti dall'ingerenza italiana, quindi non un'autonomia che può essere di sviluppo. Quindi, vincoli dello statuto. Lo statuto speciale ha due ordini di vincoli, uno prettamente giuridico e altri invece politici. Cosa contiene lo statuto al suo interno? Lo statuto al suo interno andrebbe a decodificare quelli che sono i rapporti Stato-Regione, parla in parte di tributi, parla di attribuzione di alcuni poteri. All'interno dello statuto non troviamo invece niente che faccia riferimento a quella che è la specialità sarda. Non si parla di popolo, non si parla di lingua, non si parla di identità, non si parla di cultura. Tutti quegli elementi che se fossero stati inseriti in quella carta avrebbero invece dato la possibilità di sviluppare poi delle politiche in questo senso garanti della specialità che la Sardegna effettivamente ha.
tutto questo manca. Lo statuto diventa quindi quasi una scatola vuota, tra l'altro strutturato in maniera tale da creare continuamente dei problemi, dei conflitti di competenza, di attribuzioni tra Stato e Regione, e che vengono poi nel 99,9% dei casi risolti a favore dello Stato italiano. No? Un esempio fra tutti, l'avvertenza entrate, che tutti più o meno abbiamo seguito. Dopo 2 cause davanti alla Corte Costituzionale, che si è sempre espressa a favore dello Stato italiano, viene risolta dopo tantissimi anni, comunque con una decisione che va più o meno sempre poi a vantaggio dell'Italia, penalizzando ancora una volta la Sardegna. E poi, sempre dal punto di vista giuridico, una difficoltà e un mutamento nell'interpretazione delle norme dello Statuto che ovviamente lo rendono statico, che non danno la possibilità di sviluppo. Se il problema però fosse solo giuridico e ci fosse la volontà di risolverlo, questo probabilmente in questi 70-80 anni quasi di autonomia si sarebbe anche fatto. Ma l'altro problema è di tipo politico. Di tipo politico perché da una parte è comunque uno Stato che ha fatto una concessione, ma uno Stato che è fondamentalmente centralista e che non ha mai voluto dare quei poteri che teoricamente concede. E dall'altra le classi politiche che si sono alternate al governo della Sardegna nel corso degli anni. Nel corso di questi 70 anni e oltre di autonomia, la Sardegna è stata governata da esponenti dei partiti politici italiani. Cosa significa? Significa che chiunque è arrivato al governo della regione, per prendere le proprie decisioni, dovrà comunque sempre sottostare o chiedere il nulla osta e il benestare delle segreterie politiche di Roma. Quindi le decisioni per la Sardegna non vengono prese realmente in Sardegna, ma vengono prese a Roma. Pensiamo un attimo, no? Se noi cambiamo il punto di vista, cambia ovviamente l'obiettivo e la priorità di quello che noi vogliamo raggiungere. Viabilità interna, per fare un esempio insomma, che è sotto gli occhi di tutti. Per la Sardegna sono 131 e Sassari Olbia 2 strade fondamentali, collegano le città più grandi, collegano insomma, un po' tutta la Sardegna, eccetera. Quindi per noi è indispensabile che siano funzionanti, che siano in buono stato, eccetera. Se spostiamo però il punto di vista dalla Sardegna a Roma, è ovvio che l'obiettivo e la priorità cambia, perché per l'Italia probabilmente la 131 piuttosto che la Sassari Olbia non hanno poi tutta questa grande importanza e sono sicuramente meno importanti magari di un raccordo su che collega a 2 grandi città italiane, quindi ovviamente punto di vista diverso, cambio della priorità e cambio degli obiettivi e delle priorità. Quindi, alla luce di questo, quindi uno statuto con questi problemi, un'autonomia di questo tipo, ma noi siamo veramente sicuri che la regione autonoma sia stata un'opportunità e non invece un limite? Pensiamoci. Proviamo a pensare all'indipendenza, quindi non in linea di continuità con questo sistema, ma indipendenza come l'anello di rottura, l'elemento che rompe con questo sistema che non ha funzionato perché non poteva funzionare, e invece guardiamo avanti, quindi l'indipendenza come dare finalmente alla Sardegna e quindi al popolo sardo la possibilità di decidere della propria vita, di fare le proprie scelte e quindi semplicemente di agire da Stato. Agire da Stato cosa significa? Significa riprendere la coscienza di sé e poter fare le proprie scelte nell'ottica del benessere della Sardegna e del popolo. Di che cosa ha bisogno, in linea di massima, uno Stato per essere considerato tale? L'abbiamo anche sentito un po' prima, no? Quindi dei confini certi, una lingua, una cultura, un'identità, una storia sua. La Sardegna queste cose ce le ha unitamente poi a grandi competenze e a tante risorse. Pensiamola quindi finalmente a questa Sardegna anche geograficamente dove è collocata. Siamo un'isola al centro del Mediterraneo. Siamo stati abituati a vedere questa posizione sempre come uno svantaggio, no? L'insularità con tutti i suoi problemi. Ma se ci pensiamo bene, questa insularità possiamo invece trasformarla in un punto di forza, perché siamo comunque un punto, l'anello di collegamento, ad esempio, tra l'Europa e l'Africa. Siamo equidistanti e possiamo raggiungere facilmente
la Francia, la Spagna, l'Italia, l'Algeria, la Tunisia. Questo, in un'ottica di indipendenza e di sovranità, ci darebbe la possibilità di decidere con chi avere maggiori rapporti culturali, maggiori rapporti commerciali, con chi intensificare i rapporti economici, eccetera, sempre sulla base di quelle che ad esempio sono le nostre produzioni, di quella che è la visione di Sardegna che noi vogliamo avere. Noi oggi ovviamente non conosciamo una Sardegna indipendente contemporanea, abbiamo sicuramente dei paragoni e dei raffronti storici. Un'indipendenza contemporanea purtroppo non l'abbiamo vissuta, quindi non sappiamo cosa potrebbe succedere. Io immagino per una Sardegna veramente come anello di collegamento tra Europa, Africa, insomma un punto centrale, quasi una piazza a cielo aperto dove comunque l'economia, la cultura e tanti popoli possono incontrarsi, un terreno fertile per queste cose. Così mi piace insomma vederla e immaginarla e sono sicura che qualsiasi forza politica andrà al governo di una Sardegna comunque indipendente, farà le proprie scelte da un determinato punto di vista e in un'ottica che è quella comunque del benessere, del progresso della Sardegna e del popolo sardo, questo senza ombra di dubbio. Quindi, non lo so, diamocela un'opportunità.